Bagnoli e Cona, ma anche Vicenza, Dolo, Cavarzere, Padova, Cavanella d'Adige, Battaglia Terme, Monselice Est, Montagnana e Loreo. Situazione al limite della tollerabilità per chi lavora nei centri di accoglienza profughi gestiti dalla Edeco. Lo denunciano con la CISL gli oltre 250 dipendenti della Coop padovana, quasi tutti extracomunitari regolari che operano nei 14 centri con circa 2000 richiedenti asilo. Contratti a tempo pieno diventati part-time di 4 ore, 2 la mattina e 2 la sera. Normale farne altre in mezzo non pagate. Superlavoro fino a 10-14 ore al giorno per gli autisti, forte recente riduzione del personale, niente timbratura del cartellino, possibile impiego dei richiedenti asilo in sostituzione dei lavoratori mancanti. Non c'è nessuna tracciatura degli orari di lavoro e che c'è una confusione totale, perché ci sono dei operatori che hanno un contratto diurno che fanno delle ore notturne, ci sono alcuni che hanno contratto notturno che fanno degli orari diurni e tutto questo non sono retribuiti, insomma, è un caos. Ci sono lavoratori assunti per lavorare a Bagnoli che invece operano a Cona, anche denunciano alla CISL per la drastica riduzione del personale, alla quale la Edeco in caso di ispezioni della prefettura rimedia in modo rocambolesco. Abbiamo delle ispezioni, per esempio a Conetta o altre basi, spostano altri operatori di altre basi per venire lì. Cosa serve questo? A fare bella figura? Secondo me sì. Poi appena finisce l'ispezione? Ritornano alla loro base. Un po' di ordine lo potrebbe mettere l'uso dell'apparecchio per timbrare il cartellino. Perché tutti gli ospiti della struttura hanno una badge che timbrano all'entrata e uscita anche per i servizi interni, però noi lavoratori non abbiamo badge per timbrare, lo abbiamo richiesto a loro dall'anno scorso, nel mese di giugno, e fino adesso niente, non abbiamo nessuna risposta. Martedì scorso i rapporti sindacali sono diventati tesi con la parte datoriale che avanti a queste richieste avrebbe offeso i delegati sindacali. Trattative rotte, stato di agitazione e lettera alla prefettura, la committente della Edeco. O si ragiona o sarà sciopero.